Mi trovo sulle rive del Brenta per portare all'attenzione della Regione Veneto, Genio Civile, comunque Regione Veneto, un problema che dura da troppo tempo. Questo canale va scavato perché comincia a creare problemi alla navigazione, di conseguentemente problemi al turismo. Bisogna sistemare le rive, bisogna effettivamente scavare questo canale e sistemare gli approdi. Mi racconta molto su questo tipo di turismo, però dobbiamo fare in modo che i turisti vengano accolti. Tra le priorità del candidato sindaco a Mira Enrico Carlotto, che si presenta con la lista civica Nova Mira, la questione del fiume Brenta, che evidenzia da troppo tempo non viene affrontata. Le compagnie di trasporti fluviali infatti sono in agitazione da tempo, non sanno più come fare per segnalare questo problema. Io mi farò capofila dei comuni della Riviera del Brenta, farò in modo di creare sinergie con gli altri sindaci di paesi interessati e fare finalmente raggiungere un risultato con la Regione Veneto e portare a termine questo problema che non finisce più. Ma quella del Brenta, oltre a volersi occupare in primis delle frazioni, non è l'unica questione che sta a cuore a Carlotto. C'è un altro tema importante che va risolto. La Romea è un altro problema annoso che dura da sempre, si parla di Romea commerciale da anni ormai. La Romea purtroppo è una strada vecchia con un traffico nuovo. È nata quando non c'era quasi bisogno, passava una macchina ogni mezz'ora, oggi il problema è diventata una delle strade più pericolose d'Italia. Questo si riscontra in tutti gli incidenti che il comune di Mira in sé ha due sbocchi importanti sulla Romea, l'incrocio di Giare e l'incrocio di Via Bastie, dove c'è l'Ando. Lì ci sono i progetti che l'ANAS porta avanti da 20 anni e da 20 anni il comune ha fatto sicuramente la sua parte facendo pressione affinché vengano sistemate queste cose, però ad oggi ancora non abbiamo notizie di interventi.